parliamo sempre di unirci, di fare squadra, no? Forza parte, poi non facciamo mai quello che invece dovremmo fare, che è coordinarci, unirci, fare sinergia, perché io dico sempre che i nostri competitor non sono in Sardegna, sono fuori dalla Sardegna, quindi dobbiamo affrontare insieme tutte le sfide che sono tante, che sono il futuro. Assolutamente, fortemente convinta che lo sviluppo lo possiamo avere, possiamo intercettare i flussi di traffico che ci si aspetta nei prossimi anni, soltanto se ci muoviamo con un'azione coordinata a livello territoriale fra aeroporti, istituzioni e parti imprenditoriali. Soltanto così potremo cercare di combattere una concorrenza che, ricordo, è internazionale, molto sfidante e che necessita da parte nostra di tutto il territorio di importantissimi investimenti infrastrutturali, in materiali. Dobbiamo investire in formazione, dobbiamo investire in sicurezza per poter rendere il territorio sempre più attraente, garantire il livello dei servizi e far lavorare bene e far vivere bene i nostri lavoratori. In che modo? Si parla di reti per gli aeroporti, ma si va verso la gestione unica? Allora, sicuramente l'integrazione funzionale dà sempre un beneficio. Come abbiamo visto prima, il suo collega mi ha fatto una domanda per ITA, la vediamo subito, perché ITA sicuramente in questo caso specifico su Alghero ha il valore aggiunto del famoso code sharing, che cos'altro non è che un'integrazione funzionale. Quindi l'integrazione funzionale è sempre un valore aggiunto. Bisogna capire però ovviamente qual è il modello di governance di riferimento affinché gli interessi che vengono tutelati non siano unicamente interessi commerciali, ma anche quelli del diritto alla mobilità, che come sappiamo molto spesso possono non essere al di là dei meri numeri, ma anche per aspetti qualitativi.